Vicepresidente Bolzonello, oggi lei al Salone del Mobile di Milano ha visitato un'amplissima porzione di aziende del Friuli Venezia Giulia che sono qui presenti. Oggi ci troviamo adesso in uno spazio particolarmente qualificato. Per chiederle quale impressione ne ha tratto? Devo dire, in questo momento state osservando lo spazio di Snydero, che è ovviamente uno dei marchi più importanti d'Italia ed Europa, del mondo, e noi siamo orgogliosi perché è il nostro marchio, il marchio storico del Friuli Venezia Giulia. Possiamo ben dire che da questo marchio poi tanti si sono ispirati e oggi abbiamo un comparto molto significativo. Per noi l'arredo casa e tutto il sistema casa è un sistema assolutamente non maturo come tanti guru dicono, ma è il vero spazio dove si fa innovazione. Nelle case oggi c'è l'innovazione più spinta che va dalle cucine e arriva poi a qualunque altro momento di interlocuzione per la persona che è dentro nella propria casa. Allora, avere qui in Salone, nella più importante manifestazione del mondo, un'ottantina di aziende del Friuli Venezia Giulia, devo dire, riempie veramente d'orgoglio e soprattutto fa capire che quella su cui avevamo puntato nuovamente 3 anni fa e da poco anche con tutti i bandi relativi alla programmazione europea, quello del sistema e della filiera arredo casa, sistema casa, ci permette di guardare al futuro con grande positività. Nel corso degli incontri che lei ha avuto, ho colto spesso la parola, si torna a sorridere, entusiasmo, fiducia. È così, questo salone è il termometro mondiale. Si parla di un più 20%, ne parlavo ieri con il presidente di Federlegno Roberto Snydero, diceva più 20% gli ingressi al salone, molto Far East, vediamo veramente operatori che sono interessati e che vengono qui con già le idee molto, molto chiare e con la voglia di vedere tanta Italia, tanto Made in Italy, e in questo Made in Italy ovviamente c'è un Made in Friuli Venezia Giulia molto significativo, un clima di positività che si respira non solo fra coloro che vengono qui appunto per acquistare, per vedere, per acquistare, per creare contatti, ma che si nota e si percepisce anche con gli operatori che sono qui, perché venire al salone significa investire cifre molto importanti del budget della propria azienda, e per aziende medio-piccole, la piccola e media impresa italiana, significa anche fare degli investimenti costosi da un lato, ma che portano sicuramente dei risultati per il futuro. Per enfatizzare in maniera chirurgica lo sviluppo del settore, il cluster del sistema casa è uno degli asset principali indicati nella riforma Rilancio Impresa. È così, il cluster del sistema casa, il cluster che ha messo assieme l'ex distretto del mobile, l'ex distretto della sedia, che oggi è guidato dal direttore Carlo Piemonte, che ha organizzato fra l'altro anche questa mia visita, è uno dei dati positivi che sono emersi dalla crisi, la necessità quindi di andare verso i cluster, verso non quindi solo distretti, ma verso un qualcosa di più complesso, le reti, la capacità di mettere in rete più professionalità, più saperi, e quindi di essere competitivi nel mondo, dove le reti in molti casi sono già presenti nei paesi e danno un fattore di competitività molto più alto rispetto ai nostri. Da ultimo, accanto alle reti, il punto delle certificazioni di qualità. E questo poi è il nostro, è veramente la nostra briscola, per dirla in friulano. La certificazione per noi è fondamentale, i nostri prodotti sono esattamente quello che noi vogliamo che siano, cioè prodotti certificati in grado di competere con qualunque prodotto al mondo, e accanto al design c'è questa sicurezza, perché il marchio di qualità ci dà la tranquillità che il prodotto che compri è un prodotto made in Italy ed è un prodotto su cui puoi veramente contare per una buona parte della tua vita e oltre. Matteo Tonon, presidente di Confindustria Udine e amministratore delegato dell'omonima azienda, e Salone del Mobile di Milano, con una presenza molto assortita in una rassegna di successo.
Una rassegna senz'altro di successo in cui il nostro sistema regionale, in particolare il nostro sistema casa, si presenta qua al Salone con oltre una tantina di aziende che hanno saputo presentarsi in una nuova veste, in un nuovo look, avendo investito molto sui propri prodotti, sulle proprie presentazioni e sulla propria penetrazione commerciale. Ecco, è proprio la penetrazione commerciale che viene ripagata in un'occasione come quella del Salone, in cui le componenti di visitatori internazionali sono la parte più importante del numero di visitatori, ed è proprio quel percorso di internazionalizzazione commerciale che come impresa abbiamo intrapreso nel comparto e di cui con supporto della Regione Friuli Venezia Giulia stiamo affrontando nelle diverse sfaccettature. A proposito di innovazione e ciò di cui ha esperienza già nella sua azienda. Un'esperienza su un'innovazione che senz'altro è parte integrante anche del core business dell'azienda Tonon. Un'innovazione di quest'anno, un nuovo studio e nuova applicazione di poliuretani integrali di derivazione automobilistica che ci stanno permettendo di andare anche nel mondo dell'outdoor con un prodotto giovane, fresco, molto dinamico, che si adatta a diversi mercati, questo è un aspetto molto importante, e che ci sta aprendo la possibilità di nuove quote di mercato, per cui una nuova presentazione anche per la nostra azienda in queste giornate milanesi. Presidente di un'industria pordenone, Michelangelo Agrusti, la destra tagliamento recita un ruolo molto importante nel settore e qui lo si vede, lo si percepisce nel Salone milanese. Ben 34 aziende del distretto del mobile arredo di Pordenone significano una forza importante per l'economia della nostra regione, l'eccellenza che si esprime anche in una sede dove l'eccellenza viene percepita a livello internazionale. Siamo qua davanti a una delle aziende più importanti del nostro territorio, l'impressione è che ci sia una svolta dal punto di vista della domanda, ci sono soprattutto nel segno dell'internazionalizzazione, abbiamo parlato con i nostri operatori, gli incontri con stranieri, cinesi, russi, di tutti i paesi d'Europa sono diventati intensi, importanti, molto più degli anni passati. Questo ci fa ben sperare. Ecco. Franco Butazzoni, vicepresidente vicario di Confartigianato Udine, presente al Salone del Mobile con la propria azienda, Salone del Mobile di cui lei è un antico conoscitore ormai. Certo, quest'anno festeggiamo 45 anni di partecipazione ininterrotta a questo evento importantissimo che è un evento internazionale, il Salone del Mobile internazionale, e che ogni anno, ogni edizione ci ha portato anche importanti risultati a livello promozionale. Per gli artigiani è un passaggio molto importante. Sì, assolutamente sì, anche perché gli altri miei colleghi che partecipano a queste edizioni, oltre a portare i propri prodotti, a sviluppare i propri prodotti, fanno anche sì di mettere in rete il nostro territorio e poter anche presentare le eccellenze del nostro territorio. Franco Di Fonzo, presidente del cluster Sistema Casa del Friuli Venezia Giulia, il Salone del Mobile di Milano è un ottimo test per un percorso di crescita iniziato non da molto. Il cluster diciamo che è abbastanza giovane perché ha cambiato pelle pochi mesi fa. Il Salone di Milano è sicuramente un test perché individualmente siamo tutti proiettati verso una commercializzazione soprattutto verso l'estero, però alla fin fine si tirano le fila e questo cluster che sta crescendo e che soprattutto si sta unendo riuscirà ad avere un peso molto più importante sia a livello regionale che anche a livello nazionale. Edi Snaidero, al Salone del Mobile di Milano si vedono molte proposte fortemente innovative da parte di aziende del Friuli Venezia Giulia, tra cui anche la sua. Sì, credo che per noi il fatto che sia biennale questa fiera dà il tempo e anche obbliga in qualche modo le aziende a presentarsi a un pubblico mondiale, perché è veramente la fiera più importante del nostro settore a livello mondiale. Essendo biennale appunto ci obbliga a fare a portare delle innovazioni per in qualche modo rappresentare il Made in Italy nel miglior modo possibile, per raccordare anche il rapporto con i nostri partner internazionali nelle direzioni in cui l'azienda vuole andare, quindi innovazione fortissima con i nostri designer, in questo caso noi abbiamo presentato un nuovo concept con la Pininfarina Extra, direi piuttosto interessante sia per le tecnologie, per la forma, ma anche per nuovi materiali che sono piuttosto interessanti.